Amici di Prima Free, amici di Made in Polesine TV, amici di Radio Diva, da Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Prima puntata di tutto il mondo e paese. Cominciamo naturalmente da un paese che ci sta molto a cuore, la sede dove c'è Radio Diva, siamo appunto a Portoviro, siamo davanti al municipio. Adesso andiamo a trovare e scovare alcune eccellenze di questa città che forse è la più in fermento, la più fremente di tutto il Polesine, e andiamo a sentire i cittadini cosa ne pensano. Seguiteci, 20 minuti circa di un programma su Portoviro, eccellenze, abitanti, amministratori, eccetera eccetera eccetera. Ci vediamo dopo. Come descriveresti tu? Da dove sei tu? Mi trovo a Corrasoia, in provincia di Padova. Da Corrasoia, quindi tu osservatore esterno. Portoviresi, come potresti descriverli? Persone corrette, serie, per bene, ma non posso dire al momento. Mi trovo persone simpatiche, corrette, qualcuno giusto intanto a rompere. E se tu volessi fare un aggettivo secco, sono simpatici, sono eleganti, sono un po', se la tirano un po', secondo te? Beh, dico che si tira un po', va bene, comunque simpatici, dai, chiudiamo qua. Persone simpatiche. Due signori di Badia, conoscete già Portoviro la prima volta? La prima volta che veniamo a Portoviro. Allora, prime impressioni, primo impatto, sai che primo impatto è l'imprinting. Descrivendo Portoviro cosa diresti? Diciamo un bel paesone grande, una cittadina che mi ha un po' impressionato perché è abbastanza grande come paese. Detto da uno di Badia, che voi di Badia, Alto Polesine, non ci guardate di buon occhio, è un buon segno o sbaglio? Non è vero che no. Forse dipende anche dalle persone, non so. Comunque grazie, mi fa piacere il vostro giudizio positivo su questo bel paesone. Sì. Dovesse descrivere gli abitanti di Portoviro, cosa direbbe? Un aggettivo, sono bravi, sono simpatici, sono un po' con la puzza al naso. Ma sono curiosi, persone tanto curiose che vogliono sapere un po' di tutto. Anche un po' pettegoli? Oh, soprattutto. Insomma, elegante, bello, è tutto, dai, come lui. Ma quelli di Portoviro un pochino se la tirano? Sì. Sì, chi si la tira, sì. La signora di Portoviro? Portoviro. Allora, è quasi una cacaplanta però. Però, cacaplanta c'è per Portoviro. Allora, lei che viene dalla periferia di questo bellissimo paesello, come vedono quelli di Portoviro, quelli di Cacapello, della Mea, eccetera? Per me tutti bravissimi, stupendi. Parlo di paesani che meravigliosi. Però, dovesse dire un difettin? No, il cammino difetti. Perché mi assomiglia a me. Descrivimi in un aggettivo secco gli abitanti di Portoviro. Portoviro? Difficile, Ma direi... Sai che stai facendo delle pause alla Craxi? Per quello, ma ci sto pensando perché avrei pensato qualsiasi domanda, ma no a questa. Cittadini. Cioè, come mentalità, hanno più cittadine che altri posti anche più grandi. Non sono di Portoviro, mi dispiace. Però lo conosci il Portoviro? Sì. E quindi tu da osservatrice esterna cosa diresti? Il portovirese è bravo, non bravo? Sì, è bravi. Sono bravi, dai. Ci sono poi tutti, sai. I bravi, non bravi, però... Però è gente che accetta chi viene da fuori. Certo, li rispetta. Ma dai, italiano. Sai che niente da dire il Portoviro, che scatta ben perché sei qua. Vabbè. Non perché c'ho botte. Ma una domanda al volo, ma c'è ancora attrito tra Taglio di Po e Portoviro? Ma no, perché? Ma volevamo se bene che è più bella roba che potevamo fare. L'ha appena dita adesso, la pure ci fanno un cargo de contarino, no? Perché dice... La vuole ritirarsi, non dica tanto il piri, l'ha appena dito. Lei che è di Portoviro, però c'è ancora attrito. Guarda che io non sono di Portoviro. Di dov'è? Io sono di Portotoli. Ancora più lontano. Però lei da fuori dice, i portoviresi sono... Per me sono tutti bravi e tutti buoni. Bravi. Normali. Cioè, la normalità cosa vuol dire? Hai trovato i due meno normali. Ciao. Non so. Ma tu hai l'atteggiamento da uomo che sfida il mondo. È un atteggiamento tipico del portovirese?
Cioè, nel senso, rispetto agli altri paesi, Taglio di Po, Rosolina, eccetera, voi avete un po'... siete più presuntuosi, o sbaglio? Sì, boh, non lo so. Io non sono d'accordo. Dove sei tu? Sotaromi, Sotteromi, vabbè. Ciao ragazzi. Sono tutti bravi, niente da dire. Tu non sei proprio di Portoviro, dove sei? Io sono rumena ma abito a Portoviro. E quindi tu che vieni da molto lontano, come hai trovato? È gente tollerante? Sì, molto accoglienti, molto tolleranti, niente da dire. Sei contenta? Sì, io sì. Se uno dice, quelli di Portoviro, che caratteristiche hanno? Sono avari, sono splendidi? Se la tirano un po'? Abbastanza. C'è una definizione però quando uno se la tira un po' da noi si dice un po' smerdon o no? Abbastanza. È solo che spalmina, come si dice, no. Sono disciplinati qua a Portoviro? Non troppo, anzi c'è da pensare come disciplina anche soprattutto la maleducazione stradale, e questo è da dire. Comunque noi siamo qua più che altro a fare un aiuto alla popolazione qua di Portoviro per l'accattonaggio, per il furto di portafogli. Sì, ce ne sono tantissimi purtroppo, ci sono dei zingari qua che vengono a fare i borseggiatori, no? Noi più che altro aiutiamo la popolazione, diciamo a queste benedette signore che si dimenticano sempre di chiudere la borsetta, tutto qua. Questo qua è il nostro servizio di segnalazione verso alle forze pubbliche e basta. Però questa è una dimensione di città, nel senso che da noi, io sono del Polesine, non era mai successo che Adria, Portoviro, Taglio di Po avessero il tacchinaggio, il borseggio, eccetera. Invece c'è. Purtroppo c'è, non una volta, più di qualche volta. Noi quel poco che poi riusciamo a fare è di aiutare la popolazione, come stavo dicendo, di aprire un po' gli occhi, tutto qua. Beh, per descrivere la città di Portoviro completa e gli abitanti fantastici. Tu sei di Portoviro? No. Hai sposato uno di Portoviro? Neanche. E quindi sei entusiasta a prescindere, brava. Ho abitato 5 anni a Portoviro e mi è sempre piaciuta come paese, poi c'è tutto. No, la città è bellissima e la gente è molto brava. Ma di dove sei tu che non hai un accento polesano? Non sono da qua. Di dove sei? Romania. Sai che è già terza persona, quindi ti chiediamo, sono tolleranti con chi viene da fuori a Portoviro? Sì, sono bravissimi. No, disponibili, simpatici. No, non posso dire male. È vero che io sono anch'io dall'altra parte del Po, che sono più tolleranti rispetto agli altri abitanti del Polesine? Sì, è vero? certo. Anche come i tagliolesi comunque. Quanti anni ha lei? 80. 80, portati... Sa che Berlusconi ha 80 anni? Sì. Però la vedo più in forma lei. Sì. State facendo un'intervista. Stiamo chiedendo cosa pensano gli abitanti di Portoviro, quelli da fuori, di Portoviro. Lei cosa pensa di Portoviro? Bene, sono nato. Non la cambierebbe con nessun'altra città? No, con nessuno. C'era una volta che dicevano che Portoviro era la piccola Monte Carlo, perché giravano macchinoni e tutto. Era un bluff secondo lei o era reale possibilità? Reale, ah, sì? Periodo sì. Girano un sacco di soldini? Sì, quel periodo sì. Signori abitano in Piemonte e sono qua penso in vacanza, però erano originari di qua. La domanda, com'è cambiata sta città qua in questi 40 anni penso? Un abisso dai tempi diciamo di quando siamo andati via ragazzini, adesso tutto diverso, è cambiato tutto, molto molto bello. Però già allora, adesso facendo una qualifica di Portoviro è la città più intraprendente del Basso Polesine. Già quando siete andati via voi era intraprendente così, c'era un po' il fulcro, la città di riferimento per un po' di commercio. Andavamo a ballare a Mille Lucci, che era Contarina, non Portoviro, a Donada. E poi dopo non mi ricordo più, perché noi tutti gli anni siamo sempre venuti qui. Sì. Diverso da che gli altri paesi, sì, è sempre stato diverso. Piccolo ristoro della Nebbia, sono qua. Sai che io pensavo tu fossi Paolini, perché ci assomigli un po'. Volevo, ma è meglio così, è meglio così. Tutto bene voi? State bene? Noi stiamo benissimo, ti chiedevo al volo così, Portoviro, una descrizione veloce, un aggettivo dei portoviresi.
veniteci a trovare, ci conoscerete ed è una cosa splendida. Vi voglio bene tutti quanti. Ristorante Ultima Spiaggia a Porto Tolle, località Cavenier. Buona cucina, simpatia, musica, proprio le foci del Delta, vicino spiaggia di Boccasette, a 2 passi dal mercato ittico di Pila. Ristorante Ultima Spiaggia vi aspetta anche per le sue serate musicali, con ospiti e attrazioni divertenti. Prenota allo 0426 82454 per passare una serata diversa. Mobil Delta dei fratelli Donà in via Matteotti 561 a Porto Tolle, un'azienda che da 3 generazioni vende e produce mobili e già questo è sinonimo di garanzia. Per voi soluzioni particolarmente interessanti, convenienti e raffinate. Cucine, camere da letto, camerette per bimbi, arredo bagno con proposte uniche ed esclusive. Inoltre materassi in promozione con sconti fino al 50%. Pratiche in studio per ottenere bonus convivenza. Per tutte le coppie under 35 sgravi fiscali fino al 50%. Mobil Delta dei fratelli Donà in via Matteotti 561 a Porto Tolle. Dentro molto più grande che fuori. Eccellenza del Polesine, siamo con Luca Zavarin, presidente della Veneta Pesca del distretto ittico di Portoviro o del Polesine. Eccellenza appunto anche il distretto, nel senso che tantissimi operatori, un business importante, e chiediamo al signor Luca, innanzitutto di seconda generazione, quindi una famiglia votata al mercato ittico. Cosa si prova a essere qua a capo di un'azienda tra le più importanti decisamente del Veneto e forse anche dell'Italia? Ma si ha una responsabilità verso la propria comunità come prima cosa, avendo 70 dipendenti tra le 2 realtà che noi controlliamo, che è la Veneta Pesca e l'azienda di trasporti frigoriferi portoviresi. È una responsabilità verso la comunità e da parte nostra c'è sempre comunque l'entusiasmo di lavorare, di investire, di trovare nuove strade per commercializzare il prodotto del nostro Delta. Queste sono le basi principali della nostra filosofia e sempre essere presenti in azienda perché siamo votati al lavoro aziendale. Ecco, lei ci diceva che il vostro mercato prevalente di vendita è l'Italia. Sì. E in questo momento contingente come è messo il mercato italiano? Come si sta comportando rispetto a altri mercati che da quello che sappiamo, tipo il tedesco, il francese e in particolar modo l'inglese, stanno andando forse meglio di noi? Ma tutti i mercati hanno le loro tipologie di problematiche, sia quello francese, quello tedesco o anche quello italiano. Comunque generalmente c'è un maggiore aumento di persone che mangiano il pesce, che è comunque l'alimento più sano. E le varie problematiche è la trasformazione del mercato, che negli ultimi anni ha avuto delle variazioni notevoli, spostandosi tanto anche sulla grande distribuzione, come in Francia, come in Germania, come altre realtà. Si è trasformato, viene consumato più pesce, però in modo differente. La vecchia pescheria un po' in difficoltà e la grande distribuzione, che è poi la vera artefice della commercializzazione del pesce in Italia e in Europa. In un'altra intervista con un suo collega ci diceva l'Adriatico si sta ripopolando, ancora pescoso o siete obbligati a rivolgervi a mercati per l'acquisto, a mercati lontani da noi? Ma l'Adriatico è un mare che è pescoso di certe tipologie di pesce, che è il pesce azzurro in particolar modo. Altri prodotti negli anni sono venuti a mancare per l'aumento della pesca. Pesci locali tipo canocchie, tipo triglie, tipo altri prodotti che erano prodotti prettamente che crescevano in laguna anche, però in laguna si fa il lavoro della verace intensiva, pertanto o si fa una cosa o si fa un'altra. Si è sviluppato il lavoro della vongola, è ovvio che è andato in sofferenza il pesce, perché è nella laguna dove nasce, cresce e poi va in mare. I pesci ne vendiamo di più
sono cambiati i gusti, gente vuole mangiare, è cambiato, non si mangia più il pesce, si mangia il filetto del pesce, ecco, questo è il cambiamento del mercato. Basso Polesine, distretto ittico importantissimo, molte aziende leader a livello mondiale addirittura, perlomeno europeo. Secondo lei riusciremo a conservare questo primato? Le spiego un pochino da dove parte la critica. Tempo fa eravamo nel distretto abbigliamento i numeri 1, praticamente migliaia di persone lavoravano nei laboratori. C'è il rischio che si possa spegnere questo entusiasmo che c'è nel distretto ittico, oppure avete gli strumenti per evitare eventualmente di perdere questa leadership? Allora, tra noi e l'abbigliamento cambia parecchio, perché noi facevamo tanto abbigliamento perché avevamo tanta manodopera, però fondamentalmente nelle nostre zone nessuno ha creato un marchio e nessun marchio ha avuto successo. Per quello che riguarda l'ittico, noi siamo zona di produzione. La vongola verace viene prodotta solo ed esclusivamente sulle nostre lagune, iniziando dalla laguna di Goro, Scardovari e la laguna di Venezia. È l'unico posto dove viene prodotta la vongola. Abbiamo una marineria che è tipo quella di Pila per quanto riguarda la pesca del pesce azzurro, che in questo momento a numero di persone e di barche impegnate è la prima in Italia. Cioè abbiamo una realtà dinamica nel nostro settore di produzione fondamentalmente. La cozza viene prodotta, cresce, nasce e viene distribuita dal nostro territorio. Noi vendiamo la semina che poi viene portata in Sardegna, viene portata in Francia, viene portata in Spagna, la vendiamo noi, cioè noi siamo zona di produzione per eccellenza. Pertanto da questo punto di vista non è che dobbiamo avere i timori che ci possa essere una riduzione del lavoro. Ci sarà sicuramente una trasformazione del lavoro verso quelli che sono i prodotti sempre più preparati, il pronto cuoci o altre realtà, perché il tempo per mangiare ci si dedica, a parte il sabato e la domenica, durante la settimana ci si dedica poco tempo per mangiare, dove che una volta si mangiava a pranzo e cena erano due momenti importanti della giornata. Ecco, questo è l'aspetto più importante, che comunque siamo una zona di produzione. La ringrazio anche per questa nota di ottimismo in un territorio che effettivamente al di là del distretto ittico qualche difficoltà ce l'ha, e complimenti alla sua azienda, ai suoi 70 dipendenti e alle eccellenze che abbiamo in Polesine. Grazie. La ringrazio. Ristorante Alfaro, nel cuore del Delta. Non perdere l'occasione di gustare deliziose pietanze a base di pesce fresco o in alternativa carne tenera e genuina. Il Ristorante Alfaro offre anche diversi menù turistici e menù di degustazione, con pacchetti che includono anche il giro in barca, ampie sale per cerimonie, banchetti, cene d'affari, e il sabato e la domenica puoi anche gustare una delle nostre gustose pizze. Ristorante Alfaro, località Bacucco di Ariano, nel Polesine. Telefono 0426 88 014. Turbo Cars, più di 200 auto pronto vendita in piazzale. Turbo Cars, multimarche, dalle prestigiose ammiraglie Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat, alle offerte settimanali per accontentare ogni tipo di clientela. Turbo Cars dispone di un'officina interna, assistenza post vendita e permuta usato con usato. Turbo Cars, sulla strada statale Romea a Rosolina. Più di 200 auto a vostra disposizione. Telefono 0426 66 43 40. Di Portoviro e il centro San Giusto. Cos'è il centro San Giusto? È uno dei centri giovanili più frequentati sicuramente, dico del Veneto, mi allargo un pochino perché è vero, e sono con Don Nicola, responsabile da 9 anni di questo straordinario centro. Ci vuoi un po' spiegare che tipo di attività fate e che tipo di riscontro avete con la popolazione? Allora, l'attività che noi facciamo è innanzitutto un'attività di prevenzione, nel senso che l'oratorio è aperto 365 giorni all'anno con molteplici possibilità e attività,
innanzitutto l'associazionismo di vario tipo, sia sportivo quanto un associazionismo invece formativo, gli amici Domenico Savio, l'accoglienza in cortile nei campi di gioco tutti i pomeriggi, possibilità di dopo scuola e poi delle iniziative che sono portate avanti da degli adulti ma che cominciano a prendere dentro anche dei ragazzi, tipo il teatro. Abbiamo una scuola di ricamo, che sono cose, abbiamo un bellissimo coro che è nato qui dentro e si sta facendo conoscere il Miscellaneous. E quindi diciamo che è un mondo l'oratorio. Quindi cosa si fa? Beh, prima di tutto si offre ai ragazzi un ambiente positivo ed educativo per le presenze delle persone che ci sono, per il tipo di proposte che facciamo e soprattutto per l'educazione che cerchiamo di mettere in tutte le cose che proponiamo. L'aspetto educativo però è inscindibile da quello che è l'aspetto proprio anche dell'educazione, della formazione alla fede. Per noi le due cose sono inseparabili, per cui c'è anche una forte proposta cristiana. Chiaro, proposta, non è un'imposizione, non è che perché un ragazzo non crede o è di un'altra religione non può entrare qui, assolutamente. Bene accolto, bene accetto, ma la proposta che noi facciamo comunque è una proposta di chiara identità cristiana. E questa secondo me è anche la parte, oserei dire, il motore un pochettino di tutto quello che facciamo. Tra poco inizierà un'estate ragazzi che raccoglie alla fine 500 e oltre minori, quindi è una cosa importante. Se non ci sono motivazioni forti per un servizio come questo diventa un po' difficile portarlo avanti. Se voi dite che San Giusto è un'eccellenza, beh vabbè, io sono disposto anche a crederci. Io penso che siamo delle persone che cercano di fare del loro meglio, ma non sarebbe mai un'eccellenza senza tutto il bene che Portoviro vuole a San Giusto. Perché la gente di Portoviro, io devo solamente dire grazie perché vuole davvero bene a questo centro, lo dimostra in tantissimi modi e in tantissime forme. E dopo, secondo me, la cosa vincente che c'è qui dentro è la grandissima quantità di volontari, adulti e giovani, che si adoperano in maniera diversa, in tempi diversi, chi può dare 10, chi può dare 100, ma tutti questi volontari sono coloro che davvero sono la forza dell'oratorio. Noi salesiani possiamo fare i salesiani, stare in mezzo ai ragazzi, perché ci sono delle persone che ci aiutano e portano avanti tutte quelle cose che ci distoglierebbero altrimenti dalla nostra presenza in mezzo ai giovani. E quindi io credo che proprio il fiore all'occhiello di San Giusto sono proprio i volontari, le persone che vogliono bene a San Giusto, come dicevo prima, genitori e animatori che si sono in questi anni proprio prodigati per questo oratorio qua. Quindi un grazie prima di tutto a loro. Noi grazie a lei, grazie anche per l'ospitalità, glielo dicevo prima fuori onda, mi aspettavo di vedere un parroco, io sono un po' anzianotto, con i canoni classici del parroco, invece lei è molto, molto rock, o sbaglio? Ma diciamo che io mi sento prete fino in fondo, contento di esserlo tra l'altro. E davvero la cosa che determina un po' il mio abbigliamento è il tipo di lavoro che faccio soprattutto, perché quando si lavora in mezzo ai ragazzi si passa dal campo di calcio al confessionale con una velocità molto molto alta. E siccome mi capita di farlo spesso, ho scelto di avere un abbigliamento agile, un abbigliamento giovanile che mi aiuta anche ad accostarmi a loro in maniera diversa. E non sono preoccupato se un ragazzino mi salta in groppa o arriva lì e gioca con me, perché ho la libertà di farlo, no? Ma penso che essere sacerdote, al di là di quello che può essere l'abito, che quando c'è bisogno me lo metto anch'io, sia proprio nel cuore e nel modo di essere in mezzo alle persone, perché alla fine non è l'abito che fa il monaco, no? Complimenti. Posso dire una cosa? Meditate gente, meditate. Grande prete questo signore qua. No. Io sono un povero prete che cerca di fare quello che può e che Dio gli lascia fare. Ed è anche modesto.
Ogni volta che hai bisogno di un consiglio, ogni volta che ti serve un'idea geniale o semplicemente ogni volta che vuoi curiosare, a chi ti rivolgi? Benvenuto in Rossano Arreda. Come posso aiutarla? Rossano è sempre al tuo fianco. Un grande showroom con ambientazioni studiate con attenzione suggeriscono alla clientela le migliori composizioni per arredare con qualità ogni tuo ambiente, con uno stile che spazia dal classico al moderno al design più innovativo e ricercato. A Piano di Rivà, via Romea Vecchia 258 0426 78 281. Rossano Arreda, al tuo fianco sempre, per offrirti il meglio al giusto prezzo. Eccellenza del Polesine, ci fa piacere presentare e celebrare un'azienda forse tra le prime per il trasporto pesce fresco e altro italiana. Sono qua con i 3 soci e chiedo a Roberto Bonato di presentarci i suoi colleghi di questa grandissima avventura. Massimiliano Ripepi e Carlino Ripepi, che sono i miei soci da quando siamo partiti 10 anni fa, perché abbiamo festeggiato da poco il decennale. Voi siete diventati leader con decine di mezzi. Il vostro mercato di riferimento cos'è? Tutta l'Europa? Siamo partiti lavorando in Italia, poi abbiamo visto che avevamo richieste dai nostri clienti per uscire anche verso l'estero, abbiamo provato e i nostri clienti hanno creduto in noi, penso che li abbiamo ripagati perché attualmente stiamo facendo girare a livello europeo circa 70 macchine, esportiamo dall'Italia verdura e pesce e importiamo pesce. Ecco, voi avete una dimensione, abbiamo detto appunto, europea. La vostra clientela europea dal punto di vista solvibilità, pagamenti eccetera, come è messa? Tanto per fare un confronto appunto con l'Italia. Hanno mentalità, modi e tempi completamente diversi da quelli italiani, cioè per loro il pagamento è un obbligo, è una cosa normale che devono fare nei confronti di chi ha dato il proprio servizio, insomma, per la loro azienda. Tu dici che in Italia ancora questa etica non c'è ancora? O si sta migliorando? No, qualcosa sta migliorando anche in Italia, anche perché con la crisi che c'è stata fino adesso penso che abbia fatto un po' di selezione e molte aziende che arrancavano, facevano fatica, hanno chiuso, per fortuna. Cioè tu dici premia la professionalità. Noi stiamo celebrando il Polesine e chiedo all'altro socio di BRT, è difficile fare azienda di questi livelli, di queste carature partendo dal Polesine? Cioè, nel mio immaginario penso che un'azienda con una logistica a Milano o a Bologna forse sarebbe privilegiata. Sì, diciamo di sì, però siamo proprio nel cuore del Delta e quindi nel settore ittico qua prevale insomma il settore ittico e quindi siamo già cresciuti insomma con una certa mentalità in questo settore. Certo che poi il mercato si è differenziato un po' per tutte le aziende e quindi di conseguenza noi siamo caduti al momento giusto e con le idee giuste al momento giusto, perché insomma abbiamo messo anche del nostro, ecco via. Quello che ci rende particolarmente orgogliosi e soddisfatti dopo 10 anni, insomma, aver creato parecchi posti di lavoro, ecco, perché noi lo facciamo con passione e ci mettiamo il massimo impegno tutti i giorni per riuscire a mantenere i nostri impegni con tutti i nostri colleghi, insomma, che lavorano con noi. Fare aziende in Italia è fatica, io sono convinto che fare aziende in Polesine è ancora più fatica, quindi onore al merito a questi 3 soci. Ripeto, BRT secondo me è una delle aziende a caratura nazionale più importanti del Basso Polesine e del Polesine in generale. Mi dicevi in maniera ufficiosa tra le prime aziende nel settore del pesce fresco, del trasporto del pesce fresco. Sì, come settore trasporto ittico penso di sì, se non la prima, tra le prime aziende come autotrasporto. Per quanto riguarda trasporto in generale abbiamo dei colleghi che sono molto più importanti di noi come numero di
di mezzi e come capacità operative. Nel prossimo decennio cercheremo di superare. Cercheremo almeno di uguagliare. Ecco. Puntata finita, la prossima settimana siamo in un altro paese, probabilmente del Delta, poi ci sposteremo sul Padovano, poi ci sposteremo anche nel Ferrarese. Da Leandro Maggi e Davide Stefanelli, è un piacere. Appuntamento alla prossima puntata fra 7 giorni. Lo potrete vedere tutto questo su Made in Polesine Web TV e soprattutto facciamo un programma io e l'amico Davide su Radio Diva che si chiama Made in Polesine. Da seguire assolutamente. Vi aspettiamo. Ciao!